Questo è il bello del paese, si trova sempre roba genuina e fresca. Mi siedo qua e mi supporto qua. Felipe, ma tu quando vuoi tornare a Napoli? Niente di me, ne volevo che mangia tu qua. Scusate, io vorrei venire a casa vostra sorella con voi per 4-5 minuti. Come per lei? Carne, che me l'hanno cacciata a me. Felipe, io mi considero con voi come credenza di Dio. Addirittura. Parla con assoluta libertà, figliola. È purbaziale. Io sono incinta. Ah! Aspetto un bambino e mamma e papà non sanno niente. Scusi, ma il registro non era femminello omosessuale, gente seria? Ma che c'entra? Che ne è successo mese maggio quando eravamo tornati a Roma? Filippo, aiutatemi voi. Carme, che posso fare io? Se non è una che botte in mano, che sa, ci posso parlare almeno zia, almeno un padre. Orlando, l'avvocato Chianesa. Ah, essa, l'avvocato Chianese. Allora non ti preoccupare, mo se parli io. Chiedo. Avvocato Chianese? Pianese, avvocato Pianese. Avvocato Pianese. E io sono un di Carlina, entrate un momento. E uscite voi. Avvocato, parlando seriamente, questo non è mio zio. E io aspetto un bambino. Li aspettavo pure, a questa mania non ti trova. Ma ci capito, Cipa? Ma voi forse vi divertite a fare la parte del mascalzone, eh? Ma perché? Sono sulla signorina, ma io non tengo per Ma chi è questo? Chi è che si conduce? Avvocato, ma mi va ricordato? A lunes maggio, fine che te devo chiamare. Carme, io sono un uomo pieno di debiti. Bevo, gioco e dulcis in fondo sono pure laureato. Ah, siete laureato? Ma che se ne fa di uno come me? Io poi il marito non lo so nemmeno fare. Non c'è problema, perché ve lo insegno io. Voi siete sposati? No. Ma lo leggete il Vangelo, non fare d'altri quello che non vuoi venga fatto a te. So cose pazze, quello non è nemmeno sposato e parla pure, cose da pure, ma io non ci posso. Guarda, lui sta pisciati. E che pulita a me. Comunque già è buono che saccia e conosco padre Guaglioni chi è. Orlando. Enzo. Carme, si muto bene. Ah, Maria, ci capisci chi è? Voi fate parte del coro e io da Cammasella. No. Padre, un abbraccio. Ma non mi conosce. Ma tu non ti ricordi? A lunes maggio, fine che te devo chiamare. Questa forza, stavo fatta l'avvocato con testimone. Ma no, signore. Non glielo dire, perché devi far sapere il fatto qua a tutto il paese? Issa, innanzi a mio zio posso parlare. Io aspetto un bambino. Pure? Ma... Ah no, che stai dicendo? Forse noi in pratica stiamo aspettando un bambino che è andato a comprare le sigarette e che ancora deve tornare. Oggi ma che volete fare? Chi lo sa buono? Quindi mi ha spiegato che lo sa o non lo sa? Ma è sto padano creatura? Carmelina, ma tu puoi capire che sono un spazio. Io non ci la guardare e terra camminare. Questo è un paese che non fa bene a nessuno. No. Voi siete sposati? Sì. E allora spiegate anche lui che vuol dire portare innanzi una famiglia. Quando sacrifici stanno a fare milioni di Carme, fatti coraggio, che la vita è un passaggio.
Tu mi dicesti sì una sera maggio, e mo scusa, ma me chi può fa? Quando tanto con la però adesso mi fa capire una cosa, Carmelina. Mo quattro guaglioni, chi è? Filippe, io dopo quel film pensare, e poi chi mi sposa più? L'avvocato che mi resta a capire che mi sposa vista, e poi sa litigare. E che non me la piglia parichino? No, amore Dio. A così dovrei sburrare con un'altra se la rompa. Va bene, però adesso dobbiamo puntare su uno su. Dobbiamo decidere il padre del bambino chi deve essere. Un papà! Ah no, è che riusciamo ad avanzare. Mi avete spaventato. Che sforzo fa? Mi faccio l'ausilare. Le ragazzi chi ne la uscire? Beh, e basta insieme agli amici tuoi. Ma chi? E zio Filippe e Nicolì, sapo tutto. Oh, manda a me la rischia tutta. Ma tu pazzino, ma ti sei scordato che hai aspetto un creatura? Pure? Ma non capi pure. Ma ho venuto a tenere un capo, date cu. Carme, ma cominciano ad avere gustare da lì. Devi avere un po' di pazienza. Poi non sto pure. Sereno. Tenga una prima malaria. In questo paese, calare, non è buono. Filippe, amici a papà. Salva con chi slani. Vuole il pappagallo. E a chi mi dovevo io? Chi? Si chiama Filippe. Oh Gesù, ma sono pure anonimo lo pappagallo. Omonima no. Comunque Carmini, fammi capire una cosa. Ma che sta proprio sta terza sera? E io stavo nella disperazione. E con quello che viene dalla Germania pure l'hai fatta la luna di maggio? No, ma quello è il mio fidanzato ufficiale. E che ci faceva l'amore prima di sposare. No, è che la menaccia. E che le vuoi toccare? Ma fammi capire una cosa, Carmelina. Ma durante questa disperazione, no? Non ti confidavi con mamma e papà, no?